Allora probabilmente questo decreto ha utilizzato termini troppo giuridici, perché non sono ancora passati. Cioè, non uso il non abbiamo, io ho capito bene. Tanta gente non ha ancora capito la situazione, a che livello di gravità è. Cioè, avete capito che se vi beccate il coronavirus si ha un'elevata probabilità che si vada in insufficienza respiratoria, in intubazione, in arresto respiratorio e di conseguenza morte? L'abbiamo capito? Lo dobbiamo dire andiamo verso l'alto? Cioè, no, si muore, si va verso la morte. Se questo virus becca l'organismo che gli piace, si scatena. È vero, chi lo può passare in maniera asintomatica, ma c'è chi ci lascia le penne. Quindi basta con posso fare questo, ma posso fare quell'altro. No, non c'è scritto che non si possa neanche uscire a fare una passeggiata. No, dovete uscire solo per comprovati motivi con l'autocertificazione che lo attesta, cioè andate a lavorare, andate a fare la spesa, andate dal vostro papà che non sta bene anche se è in un'altra regione, se no state a casa vostra, perché il sottoscritto, se gli dicessero da domani per 3 settimane, un mese, devi stare a casa, mi dite dove devo firmare, ok? Io a casa sapete cosa faccio? Faccio letto, letto divano, divano sedia, sedia cesso e poi cosa faccio? Ricomincio da capo, cesso sedia, sedia letto, letto divano, ok? Mi annoio, leggo un libro, faccio del bricolage, A casa si sta per un mesetto e non si rompe i coglioni. Posso andare al giardinetto, è un comprovato motivo urgente andare a fare il giretto sul lago? No. È un comprovato motivo andare al Palazzo Te a fare un giretto al parco? No. Quindi qual è la soluzione di tutto questo? State a casa vostra. Non so più come dirlo. A casa.